Una buona serata telespettatrici e telespettatori di TV7, ben trovati ad un consueto appuntamento del martedì con il Sindaco Risponde. Ben trovato nei nostri studi anche al Vice Sindaco di Padova Andrea Michalizzi. Buongiorno, ben trovati a tutti. Vice Sindaco, cominciamo la puntata di oggi facendo un passettino indietro, vale a dire tornando su quella che insomma, è stata la novità degli ultimi giorni, è stata annunciata insomma, nelle scorse ore, è entrata insomma, per così dire in vigore da oggi, vale a dire il cosiddetto rinnovo dell'allerta arancio per quanto riguarda Padova, il che significa che l'area della città continua ad essere inquinata e di conseguenza scattano delle limitazioni che sono proseguite anche oggi e proseguiranno poi anche nella giornata di domani. Ovviamente lo sappiamo perché storicamente è così, quello di gennaio è il periodo un po' più delicato sul fronte dell'inquinamento per tutta una serie di fattori anche atmosferici, però insomma è l'ulteriore dimostrazione, Vice Sindaco, che l'aria anche della nostra città, così come quella di tutto il bacino padano, è inquinata. Sì, noi dobbiamo sempre tenere presente che per le competenze che ha ovviamente una città, un comune, ogni trasformazione, ogni intervento che facciamo lo facciamo tenendo conto di restituire all'ambiente, quindi al terreno e all'aria, una condizione migliore di prima. E quindi questo significa superfici permeabili, significa alberature, significa condizioni, come dire, anche di viabilità migliori. Noi su questo stiamo facendo grandi investimenti in ciclabili, tram, ma sappiamo che siamo un pezzettino, noi viviamo in un'area che è quella del nord Italia, della pianura padana, che è densamente abitata e densamente con grandi insediamenti anche industriali, quindi abitazioni, industrie, e questo con la conformazione anche geografica, insomma, fa di questa zona una zona fortemente inquinata. Dobbiamo tutti impegnarci, insomma, per ridurre le emissioni. Le politiche pubbliche di una città si possono rivolgere al trasporto pubblico e quindi il tram e le ciclabili le fanno ovviamente da Maggiore, siamo una città di pianura e quindi sfruttiamo, come dire, anche la possibilità per la dimensione che abbiamo dell'agevolare gli spostamenti in bicicletta. Siamo tra le città che fa più uso di biciclette, col maggior spostamento in biciclette in Italia. FIAB è il quinto anno di fila che ci assegna, come dire, il massimo dei punteggi, siamo noi insieme ad altri 5 città. Non è un merito dell'amministrazione, è un merito, come dire, è un'abitudine che i padovani hanno consolidato e che noi dobbiamo, come dire, sulla quale dobbiamo agganciarci e favorire. Però, Vice Sindaco, si tratta comunque, e questa certo non è una responsabilità delle amministrazioni, però si tratta comunque di misure, insomma, dei piccoli palliativi, anche i blocchi del traffico, della circolazione, lasciare in garage le auto più inquinanti in questi giorni di sforamenti incide relativamente su quello che è l'inquinamento che l'uomo produce e i danni che l'uomo fa all'ambiente e al nostro ecosistema. Per questo dicevo che il contributo che può dare una pubblica amministrazione cittadina è quello sulla viabilità, perché noi poco possiamo incidere al di là dell'attenzione sui terreni che dicevo prima. Molto bisogna fare ancora sul invece l'inquinamento che arriva dalla produzione e dalle nostre abitazioni. L'ondata di ristrutturazioni ha sicuramente aiutato in questa direzione, ma bisogna spingere ancora di più, ma qui sono altri gli enti, non lo dico per scaricare, ma per, come dire, fare un'analisi più compiuta. Abbiamo avuto le domeniche ecologiche, abbiamo avuto anche domenica scorsa. Le domeniche ecologiche, lo ricordo, sono una iniziativa che promuove la Regione Veneto e che quindi dispone alle città di bloccare il traffico. Noi le consideriamo delle iniziative che sono di sensibilizzazione più che altro, Vice Sindaco, sì, insomma, perché non hanno effetti, si può incidere, come dire, concreti, anche se abbassano in quel momento, però non sono, come dire, iniziative strutturali, ma sono iniziative di sensibilizzazione. Questo la Regione ci dice di fare, noi lo facciamo. Domenica scorsa
Lo abbiamo fatto circoscrivendo al minimo la zona di chiusura, dovendo assolvere l'obbligo regionale e tenendo fuori per esempio Prato dalla Valle dall'ambito del centro, insomma, in cui la viabilità invece era consentita. Non possiamo prendere però le domeniche ecologiche come, diciamo, la soluzione del problema. Ecco, non lo sono assolutamente. Poi va detto anche che comunque nel periodo invernale già da alcuni anni ci sono sempre di più insomma, delle accortezze che le amministrazioni comunali e anche voi nel vostro caso insomma, mettete in campo. Penso per esempio allo stop del falò dell'Epifania, che forse è vero, anche quello da solo non incide così tanto, però è un ulteriore segnale, un ulteriore messaggio da dare ai cittadini, insomma, dove possiamo evitiamo di inquinare. È un po' la politica dei piccoli passi, ma che se c'è una consapevolezza collettiva, dal singolo individuo alle singole amministrazioni, il lavoro è grande, perché come dicevo prima, il tema principale è che noi non è che viviamo di un inquinamento che produce la città di Padova, abbassando noi il nostro inquinamento stiamo bene. No, cioè noi viviamo di una situazione che coinvolge l'intera area padana, perché ci sono insomma, le città più tra le più importanti d'Europa. E poi perché siamo anche insomma, morfologicamente, dice il sindaco, in una conca, quindi è difficile però che l'inquinamento vada via. Ognuno di noi, ciascuno di noi deve fare il massimo, quindi dalle ristrutturazioni che hanno, come dire, indotto anche i privati ad accogliere gli incentivi, a scegliere modalità dove non solo risparmiano ma inquinano meno. Le amministrazioni se la giocano molto sulla viabilità e quindi la scelta dei trasporti o della viabilità su cui puntare, tram e biciclette per noi hanno grandi come dire, investimenti, è un pezzetto che facciamo e sul quale insomma, dobbiamo continuare a lavorare sicuramente. Le domeniche ecologiche servono un po' come anche sì, il falò dell'Epifania a dare un piccolo contributo, ma che rappresenta più che altro un segnale continuo, un messaggio continuo in cui si ricorda che in ogni gesto che facciamo dobbiamo sempre tener conto di quanto questo incide e impatta sull'inquinamento. Però, Vice Sindaco, le volevo chiedere questo, domenica scorsa appunto c'è stata la domenica ecologica e ho letto un po' di polemica, chiamiamolo malcontento, insomma qualche osservazione che vi hanno fatto i cittadini padovani perché proprio domenica, nel giorno della domenica ecologica, il tram non ha corso, era fermo per una serie di lavori, insomma, che tra l'altro avevate anche annunciato regolarmente, quindi insomma questo si sapeva. Ovviamente c'è stato il servizio con i bus sostitutivi. Da quello che ho capito, disagi per i cittadini più di tanto non ce ne sono stati, però quello che leggevo anche un po' sui social, sulle piattaforme, eccetera, da parte di alcuni padovani, era nel momento in cui il mio comune, la mia amministrazione spende $500 miliardi sul tram con fondi del PNRR, dicendo quindi di puntarci tantissimo, da una linea si passerà a 3, come mai nel giorno della domenica ecologica, che deve essere una giornata di, appunto, di sensibilizzazione più che di interventi concreti, insomma, nell'occasione in cui qualche padovano in più potrebbe usufruire del tram, il comune non me lo fa usare? Il tram come dire, è un pezzo del trasporto pubblico padovano. Noi abbiamo avuto una contingenza. Il giorno in cui la Regione ha fissato la domenica ecologica, era una domenica programmata, abbiamo avuto un'emergenza. Avevamo un guasto, una rottura di un tubo importante, di una tubatura che correva proprio sotto la corsia, la rotaia del tram e quindi siamo dovuti intervenire per forza di cose. Non era rimandabile, diciamo. Non era rimandabile, okay. Tra l'altro è più il disagio intervenire nei giorni feriali dove c'è la viabilità e il traffico per la gente che si sposta dal lavoro, a scuola e via discorrendo, piuttosto che una domenica di gennaio, tra l'altro, che è una domenica
storicamente nel calendario, insomma, una domenica più morbida, definiamola così. In cui vi crea meno disagi Non era la domenica di dicembre, certo. Non era la domenica di dicembre con tutto il Natale in corso, o le domeniche di maggio dove la gente, insomma, si riversa verso il centro, ci sono iniziative nelle piazze e quant'altro. Quindi una domenica di morbida. Il servizio sostitutivo degli autobus, che è stato piuttosto, come dire, robusto, ha sostituito bene il servizio del tram, quindi è più una polemica, come dire, simbolica, meglio intervenire su un guasto, certo, dando a disposizione agli utenti un'alternativa che ha funzionato bene, non abbiamo avuto problemi, hanno comunque i cittadini utilizzato il mezzo pubblico. Però su questo voglio fare una riflessione, sì, rispetto anche a come stiamo operando oggi sulla linea del tram, perché questi stop avvengono non tanto perché il mezzo, insomma, porta a questo, ma perché all'epoca non si è insistito, investito tanto come stiamo facendo adesso su un concetto: liberare dai sottoservizi, quindi dalle reti di gas, acquedotto e quant'altro, la sede sotto lo spazio stradale, sotto le rotaie, la sede sotto le rotaie. Perché si vedono tanti lavori adesso? Perché dove correrà il tram noi togliamo le tubature del gas. Quindi o questo dell'acqua. mi corregga se sbaglio, vice sindaco, quindi questo vi dà la possibilità in futuro, se ci dovessero essere interventi da fare, farli senza bloccare la circolazione del tram. Perché non è stato fatto questo quando si è pensato di realizzare la prima linea? Cioè, mi viene da pensare che sia una questione, diciamo, che per forza viene trattata. Cioè, come mai non è stato fatto all'epoca? La normalità, no, certo, però le dico, la riflessione che faccio, vice sindaco, è questa: la normalità, secondo me, dovrebbe essere questa, che nel momento in cui si vanno a fare dei lavori così impattanti poi si fa in modo che questi disagi successivamente non si creino. Certo che non è vostra responsabilità, stiamo parlando di 20 anni fa, insomma. Perché dico che lo faremo meglio? Perché siamo forti di un'esperienza che la città ha vissuto 12 anni fa. Chi ha fatto il tram all'epoca ha fatto bene, ma ogni volta che rifacciamo una cosa sappiamo anche, certo, come migliorare alcuni aspetti, correggere alcuni errori o avere una maggiore efficienza. Questo è un punto che abbiamo colto, che era importante, l'abbiamo imparato con l'esercizio del tram, e che quindi era fondamentale, non una cosa come dire così che potevamo anche trascurare, quella di dire: abbiamo qualche cantiere in più perché dobbiamo spostare i sottoservizi, forse in questo momento diamo cantieri anche più oggi fastidio, per non farli domani, ecco, insomma, semplifichiamo così. Il tram può funzionare. Prima di andare in pubblicità le lancio un altro spunto, però le chiedo un'altra cosa, perché una protesta, polemica, insomma un'osservazione è arrivata anche dai commercianti, che insomma sono abituati al fatto che le domeniche ecologiche significano anche, oltre a sensibilizzazione, anche ad eventi, per, insomma, dare comunque la possibilità al centro un po' di rivitalizzarsi. Nel corso dell'ultima domenica ecologica questo non c'è stato. Come mai? Se mi consente, non tutti i commercianti, una parte. In realtà, certo, i commercianti la domenica hanno lavorato. Come dicevo prima, era una domenica di morbida, le domeniche di gennaio col freddo, dopo la pausa, cioè dopo le grandi domeniche di dicembre, dove invece iniziative, mercatini hanno portato tante persone in centro. I commercianti ci chiedono anche di liberare da queste situazioni e poter, come dire, dare occasione di visitare anche le botteghe. Le botteghe stesse sono una delle attrattività del nostro centro. Le domeniche ecologiche nel periodo delle feste invernali, piuttosto che dei periodi di maggio, giugno, insomma, quando la città e le condizioni climatiche lo consentono, sono sempre ricche di manifestazioni. Questa era una domenica un po' più, scarica, diciamolo così, ecco, certo. Anche le condizioni climatiche non lo consentivano, tant'è che noi l'abbiamo anche ridotta al minimo. È un obbligo che abbiamo assolto, dettato dalla Regione Veneto. Insomma, la gente in centro comunque c'era. Perché dice una parte dei commercianti, non tutti?
Perché appunto tanti vogliono anche lavorare ed essere, come dire, il nostro commercio, l'attrattività di un centro cittadino, diciamo. Non prendiamola come, diciamo, assoluta. Le manifestazioni e i mercatini, ci sono i periodi in cui farli e le facciamo. Padova è un centro che forse abbiamo il problema che è troppo pieno, dobbiamo trovare modi per poterlo allargare, tra l'altro anche con una presenza sempre maggiore di turisti, e quindi questo, come dire, è un segnale di grande importanza. Una domenica come questa, un po' più scarica, insomma, si poteva anche gestire, si è potuta gestire in questo modo. Comunque le persone in centro c'erano, hanno visitato i negozi, hanno fatto l'aperitivo, visitato i ristoranti, insomma quello che si fa nel centro della città di Padova. Vice Sindaco, ci prendiamo una brevissima pausa, torniamo tra pochissimo, seconda parte del Sindaco risponde, abbiamo altre tematiche importanti da parlare, parleremo anche di lavori che cominceranno a breve, quelli per la riqualificazione di Piazza Azzurri d'Italia all'Arcella. Rimanete con noi, a tra poco.